Katia Store per i tuoi regali di Natale a Grisignano di Zoppo. Sconfitta pesante del Real Grisignano con il Salinis 8-0, frutto secondo me di molti passaggi sbagliati, molti tiri verso la porta sbagliati, una grande organizzazione del Salinis. Spiegaci invece la tua versione. In fase difensiva siamo stati spesso e volentieri in ritardo e quindi questo ci ha creato delle difficoltà, perdendo la prima linea di pressione e poi chiaramente dovendo sempre correre all'indietro piuttosto che, come chiedo, correre avanti per difendere. Niente, poi secondo tempo, per questo abbiamo tentato all'inizio della ripresa di fare qualcosa di diverso e comunque non ha funzionato. È chiaro, sinceramente io speravo che certe giocatrici non giocassero perché non avessero fatto in tempo a tesserarle. Ha giocato e le qualità si sono viste. Con Tati oggi il Futsal Salinis è venuto a Grisignano e ha ottenuto una netta vittoria. È il tuo rientro in Italia, giusto? Dall'anno scorso 2 gol e una prestazione della squadra comunque perfetta. Grazie. Sapevamo che era una partita difficile, abbiamo concentrato il massimo possibile. Il campo un po' piccolo e sapevamo che la squadra comunque del Grisignano ha rubato e ha fatto delle partite bellissime, no? E sapevamo della difficoltà, per questo abbiamo dato tutto e sono contenta di aver vinto e nella prima partita, adesso che sono rientrata qua in Italia, ho fatto 2 gol e spero che posso ancora segnare durante il campionato e aiutare i Salinis a arrivare il più lontano possibile. Sì, infatti questa squadra promette molto bene, però volevo che mi spiegassi il primo gol, che secondo me tu hai preso la mira. È stata una palla ferma, un calcio d'angolo, ho fatto finta di calciare di destra, ho tagliato e ho calciato di sinistra, comunque ho avuto un bel po' di fortuna, penso. Siamo con Taliziero, cosa si può dire per sdrammatizzare un risultato così pesante oggi contro il Salinis? Per sdrammatizzare che non dobbiamo fare i punti con loro, dobbiamo fare i punti con le squadre delle nostre pari. Loro hanno una rosa lunga e tante straniere di qualità, quindi abbiamo giocato, ci siamo divertiti non tanto come di solito, però pensiamo alla prossima, pensiamo a Napoli e all'Olympus qua in casa, basta. Parlaci invece delle emozioni di riabbracciare le tue ex compagne di squadra e quanto aspettavi questa partita. Sinceramente non stavo pensando tanto alla partita perché 5 anni dalla parte loro, però appena entrati in campo sono stati pianti a destra e a sinistra, però penso sia normale perché si sente, ho sempre sentita e tenuto tanto con la maglia, quindi trovarmi dall'altra parte è un po' strano tutto qua, ma fa parte del calcio, del nostro lavoro, e un anno giochi con il giallo-nero, un anno giochi con un'altra maglia. Spero di finirlo qua, farmelo qua parecchi anni, vediamo. Con Nilo Azzolin non parliamo della partita di oggi, parliamo delle prossime. Naturalmente prossime partite metteremo corpo e anima per far punti, soprattutto le prossime 2 partite, poi con Breganze sarà un derby e lì ognuno vorrà naturalmente vincere. Poi l'ultima in casa resta a te, sappiamo che è una squadra in questo momento non alla nostra portata, però venderemo cara la pelle. Vuoi parlare anche delle juniores che stanno facendo un discreto campionato, hanno vinto 2 partite, insomma un po' di movimento giovanile fa bene a questo sport del calcio a 5 femminile. Noi ci teniamo tanto al gruppo delle juniores perché da lì è un ottimo bacino per la prima squadra, difatti anche oggi abbiamo portato la Camilla, prossime partite vedremo di portare qualche altra.
Katia Store, per i tuoi regali di Natale. Katia Store è moda giovane, casual, di tendenza. Katia Store è moda delle migliori marche. Katia Store, per i tuoi regali di Natale. Katia Store a Crisignano di Zocco.